nelle settimane scorse il medico competente dell'azienda sanitaria universitaria integrata di Udine ha inviato una comunicazione ai dipendenti, in particolar modo a quelli che risulterebbero potenzialmente a contatto con i bambini, per informarli che a breve saranno sottoposti a prelievo serologici per morbillo, parotite, varicella e rosolia. Questo probabilmente in conseguenza di una circolare ministeriale che dava indicazioni operative per la gestione dell'epidemia in atto per il morbillo. Ricordo che appunto da inizio anno ci sono stati 1739 casi, di cui l'80% a carico di persone non vaccinate e 159 sono a carico di operatori sanitari. Però considerato che il 93% dei casi non riguardano la nostra regione e sono attribuibili a altre regioni, le 7 che hanno la maggior parte dei casi, considerando appunto che comunque si tratta di una pratica invasiva e non viene fatta distinzione, cosa che viene fatta a livello di circolare ministeriale, e considerato anche i costi, e considerato che non sappiamo se riguarda solo l'azienda sanitaria di Udine o riguarda tutta la regione, vorremmo chiedere delucidazioni all'assessore competente su quale sia la strategia complessiva dell'azienda di Udine e se la stessa sia conseguente a una direttiva regionale in materia. Grazie. Grazie a lei, Assessore, prego. Beh, insomma, prendo atto intanto che in procedure invasive garantire la vaccinazione degli operatori sanitari mi sembra un po', anzi fa parte proprio di quella campagna importante di prevenzione che stiamo portando avanti. E a proposito di questo, le ricordo che gli operatori sanitari sono particolarmente a rischio di contrarre malattie contagiose e di trasmettere soprattutto ai propri pazienti. L'Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda agli operatori sanitari di essere completamente vaccinati contro la poliomielite, di fare una dose di richiamo del vaccino contro la difterite ogni 10 anni, di vaccinarsi ogni anno contro l'influenza stagionale, di vaccinarsi contro l'epatite B e il meningococco se a rischio di esposizione. Per il morbillo, la rosolia e la varicella raccomanda che tutti gli operatori sanitari siano immuni nei confronti di tali malattie. L'immunità deve essere documentata attraverso la sierologia di immunità naturale o la documentazione di avvenuta vaccinazione. Peraltro questa immunità, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, dovrebbe essere un prerequisito per l'inserimento lavorativo. Peraltro anche il Piano Nazionale per la Prevenzione Vaccinale 2017-2019 sottolinea l'osservanza dell'obbligo a un'adeguata profilassi vaccinale da parte degli operatori sanitari e del personale impegnato nelle scuole di ogni ordine e grado e in generale nei luoghi maggiormente frequentati dai bambini in funzione della loro specifica attività, e che è necessario fare tutti gli sforzi per raggiungere e mantenere una copertura vaccinale ottimale attraverso programmi di educazione pubblica degli operatori sanitari, non escludendo l'obbligatorietà nei casi di emergenza. Anche il Piano Nazionale di Eliminazione Morbillo e Rosolia Congenita ribadisce che tutti gli operatori sanitari suscettibili a morbillo e rosolia dovrebbero essere vaccinati e che è necessario investire nella loro formazione tecnica e scientifica focalizzata sulle vaccinazioni e sulla capacità di comunicazione e interazione con l'utenza. Dovrebbe essere presa in considerazione anche una politica di divulgazione della compliance vaccinale degli operatori nelle diverse strutture sanitarie. Il decreto legislativo 9 aprile 2008 numero 81 all'articolo 279 prevede che i lavoratori addetti alle attività per le quali la valutazione dei rischi ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria. Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure protettive particolari per quei lavoratori per i quali, anche per motivi sanitari individuali, si richiedono misure speciali di protezione, fra le quali la messa a disposizione di vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono già immuni all'agente biologico presente nella lavorazione da somministrare a cura del medico competente. Il medico competente dell'azienda, dalla quale l'operatore è dipendente, è responsabile dell'identificazione dei lavoratori a rischio, delle informazioni sulla vaccinazione o non vaccinazione e dell'esecuzione delle vaccinazioni stesse. Inoltre, anche il protocollo di sorveglianza sanitaria dei lavoratori, condiviso a livello regionale dai medici competenti, con il coordinamento della Regione Friuli Venezia Giulia, prevede la valutazione dello stato immunitario degli operatori sanitari per morbillo, varicella, rosolia e parotite.
In merito all'epidemia di morbillo in corso nel nostro Paese, dall'inizio di gennaio al 23 aprile 2017, secondo gli ultimi dati del Ministero della Salute, sono stati 1.739 i casi segnalati da quasi tutte le regioni e tra questi 159 casi segnalati tra operatori sanitari. L'88% dei casi era non vaccinato. Nella regione Friuli Venezia Giulia abbiamo da gennaio 2017 ad oggi 5 casi confermati di morbillo, di cui 2 in operatori sanitari. Molti più casi sono stati segnalati come sospetti, ma non è stato possibile confermarli o perché segnalati in ritardo o per rifiuto di sottoporsi ad indagini diagnostiche. In passato sono state documentate epidemie nosocomiali di morbillo negli ospedali regionali che hanno coinvolto pazienti e operatori sanitari. Analogamente si sono verificati casi di varicella o herpes zoster tra operatori sanitari ed epidemie di influenza con documentata elevata mortalità tra gli assistiti, dove le coperture vaccinali per influenza tra gli operatori erano bassissime. Qualunque segnalazione di un caso sospetto di malattia infettiva prevenibile attraverso vaccinazione che si verifica in ambiente sanitario, sia tra pazienti che tra operatori sanitari, dà luogo ad azioni di sorveglianza e controllo tra i contatti del caso sospetto, comportando spesso, in assenza di documentazione di immunità naturale o acquisita, numerose indagini sierologiche per stabilire il grado di protezione degli operatori coinvolti e o la necessità di effettuare una vaccinazione post-esposizione se raccomandata per prevenire i casi secondari. In questo quadro ovviamente si è mossa l'azienda di Udine. Premesse le considerazioni, tutte queste considerazioni riportate, che hanno indotto l'azienda di Udine a predisporre gli accertamenti sierologici, come lei ha ricordato nella sua interrogazione. Per quanto riguarda il suo specifico quesito, la Direzione Centrale Salute sta già portando la problematica al tavolo tecnico degli specialisti nell'ottica di una ottimizzazione e omogeneizzazione dei comportamenti in tutte le aziende e gli IRCS della Regione. Grazie Ussai per la replica. Ringrazio l'assessore. Vorrei, prima di iniziare la replica, vorrei ribadire che non siamo contro le vaccinazioni e che volevamo capire solamente se era una strategia comune di tutte le aziende o se era un'iniziativa che era partita dall'azienda sanitaria di Udine. Anche perché appunto l'interesse è sapere se c'è il rischio di un'epidemia, se appunto era una cosa, se c'era queste azioni che sono state messe in atto riguardavano solamente una preoccupazione che riguardava il territorio di Udine o se riguardava tutta la regione, sapendo che appunto siamo comunque contermine con il Veneto, dove invece il rischio è sicuramente più alto che in Friuli Venezia Giulia. Quindi, fatta questa specificazione sul fatto che non siamo contrari alle vaccinazioni e auspico che non venga fatta una strumentalizzazione su questo, perché cerco di essere più chiaro possibile, i dubbi da me sollevati riguardavano appunto sulla modalità con cui si era proceduti, nel senso che sappiamo che uno degli obiettivi aziendali è quella della copertura vaccinale negli operatori, che naturalmente sono più a rischio. Però appunto fare l'esame a tappeto non solo per il morbillo, che era quello consigliato, ma anche per gli altri, ci chiedevamo appunto se era conseguente a un problema specifico o era solamente una pratica che era partita dal medico competente. Tutto ciò considerato, io vorrei sottolineare il fatto che nella circolare ministeriale si faceva un distinguo, tra l'altro, tra chi era vaccinato o chi aveva sviluppato malattia e gli altri che non erano né vaccinati né hanno sviluppato malattia. Questo distinguo nella lettera mandata dal medico competente non c'è e quindi non è coerente, non sembrerebbe almeno dalla mail coerente con l'indicazione ministeriale, non con l'indicazione del Movimento 5 Stelle, perché le indicazioni ministeriali chiedevano appunto di verificare lo stato immunitario nei confronti del morbillo, con documentazione scritta di avvenuta vaccinazione o malattia. Per cui, appunto, visto che non lo prevedeva la mail, io volevo solo chiarire su che basi e su che presupposti si era mossa questa azione, condividendo perfettamente la preoccupazione rispetto allo svilupparsi di focolai anche nella nostra regione.